Io, fratelli, da alcuni giorni ho questa parola che arde nel mio cuore e vorrei condividere con voi, che si trova nel libro del profeta Giona. Giona capítulo 1, Giona capítulo 1, versetto 1. Dice così la parola. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Versetto 4. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli avvicinò e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'un l'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia, qual è il tuo mestiere, da dove viene, qual è il tuo paese, a quale popolo appartiene? Ele rispose loro: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Parola di Dio. Preghiamo, fratelli, per questa nuova base missionaria a Belluno. Vorrei chiedervi preghiera per il pastore Vito. Questa transizione è un momento molto particolare, perché muoviamo il regno spirituale, ma anche si muove il regno spirituale delle tenebre, perché Satana non è soddisfatto con la Chiesa. E quindi oggi, in un mondo di divisioni, dove le persone vogliono stare da soli, non vogliono essere più guidati spiritualmente, un pastore che è più grande di me, con la sua famiglia, volere mettersi insieme a noi, principalmente stare, la parola è questa, sottomesso a un'autorità, è difficile trovare. E quindi Satana e i principati sono agitati con questa scelta loro. Però io so che vinceremo nel nome di
di Gesù. E quindi preghiamo per lui, per la sua famiglia, per quel culto che si terrà domenica prossima, che sarà la Santa Cena lì, e l'assemblea che sarà svolta lì, che la presenza del Signore sia percepita. Perché non vale una bella chiesa senza la presenza del Signore. Non vale una sala grande, organizzata, senza la presenza del Signore. Perché senão sarà un club. Una parete d'oro. Sarà un club. Ma noi veniamo qua perché c'è la presenza del Signore. E quindi preghiamo chiedendo che ci sia la presenza del Signore in quello incontro. Io vorrei chiedere alla mia mamma di venire qua, alla missionaria Paulinha, di fare questa preghiera, presentando al Signore questa nuova base e questi fratelli, il pastore con la sua famiglia, e questa domenica 27 che sarà il culto. Saluto a todos com a paz do Senhor, em Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, te louvando, Senhor, dizendo que Tu és o nosso Deus. Estamos aqui por Ti, Senhor, e Te apresentando, Senhor, este culto como oferta agradável diante de Ti, Senhor. Te agradecendo por cada vida aqui presente, te agradecendo pelas famílias aqui representadas e te apresentando o pastor e a sua esposa que vão assumir um posto na nossa igreja, Senhor. Quando já há uma igreja ali, há um povo, mas o Senhor achou por bem de juntar este povo ao nosso povo, porque somos, Senhor, um só. Tu és um só Deus, o Deus de todos os lugares do mundo. Meu Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que Tu continue com Tuas mãos estendidas sobre esta igreja, que Tu venha, Senhor, realizar o Teu propósito na vida de cada um e na vida, Senhor, daquele casal, onde, Senhor, Tu nos apresentasse, e tudo o que acontece, Senhor, é a permissão Tua. Sabemos que Tu estás, Senhor, com Tuas mãos estendidas, sabemos que Tu, Senhor, estás cuidando de cada um nos detalhes, e que tudo aquilo que venha, Senhor, para beneficiar a Tua igreja, Senhor, seja próspero. Tudo aquilo, Senhor, que vier para dar o crescimento à Tua igreja, Senhor, seja próspero. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, em nossas vidas, na vida do pastor. Que ele, Senhor, venha ser uma flecha, ele e a sua esposa e todo aquele povo, uma flecha que Tu venha usar, Senhor, para ganhar vidas para o Teu reino, para levar a Tua palavra, para somar, para ser conosco, Senhor, como uma só família, Pai. Nos ajude, Senhor, dê a direção ao nosso pastor, a irmã Priscila, seja com eles, tire todo o empecilho, Senhor, faça, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade no nosso meio, Senhor. Que haja Tua bênção, Senhor, todos os dias das nossas vidas, e que possamos ouvir, Senhor, a Tua voz diante de nós, através dos Teus ungidos, através daqueles que passam para falar a Tua palavra, que eles possam, Senhor, ser guardados por Ti de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh glória, aleluia, la Chiesa segue camminando. Oh glória, aleluia, la Chiesa segue camminando, segue camminando, segue camminando. Oh glória, aleluia, la Chiesa segue camminando. Oh glória, aleluia, la Chiesa segue camminando, segue camminando, segue camminando. Nelle lotte e nelle prove,
La Chiesa segue camminando nelle lotte e nelle prove. La Chiesa segue camminando, segue camminando, segue camminando. Oh, gloria! La Chiesa, oh, gloria! La Chiesa segue camminando. Amém. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. Io vorrei invitare la sorella Jessica per venire lodare al Signore. Io non so se lei loderà già in italiano, ma si sta già preparando per lodare in italiano. Fra un po' vedremo lei, se non oggi, ma presto, cantando in italiano. Amen? Possiamo benedire questa famiglia? Amen. Come Chiesa vi benediciamo. Gloria al Signore. Amen. Sentiamo la sorella Jessica lodare al Signore. Alleluia. A tutti i fratelli che sono in diretta con noi sul nostro canale di YouTube, salutiamoli con la pace del Signore. Pace a tutti. Amen. Vorrei comunicare ai fratelli che in agosto il progetto di mercoledì sarà sospeso. Nel mese di agosto noi non faremo il progetto perché sarà molto caldo, le persone vanno in vacanza e quindi passeremo il mese senza il progetto, solo di mercoledì. Ma questo non cambia che noi saremo in preghiera, saremo in digiuno per loro. Amen? È solo per la condizione che le mani d'opera diminuiscono e anche il caldo è troppo. Ok? Quindi nel mese di agosto abbiamo pensato di non fare. Io penso che tutti vedono giusto di saltare questo mese. Il pacco alimentare sarà distribuito uguale, noi distribuiremo, non terremo le cose qua. Dobbiamo dare, ma il pranzo è molto impegnativo in questo momento di caldo e quindi lasciamo anche che le sorelle che fanno volontariato da noi possano anche godersi di un po' di riposo questo periodo per tornare a settembre rinnovati. Amen? A paz a tutti. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és
todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem adora ao Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, se adorar, adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sentiamo anche il fratello giovane Jonathan che ci porta un versetto stasera e dopo noi sentiremo il nostro operaio Remo che pregherà per la raccolta delle decime, delle offerte e ringraziando Dio per ogni benedizione che ci ha colmato. Amen? Glória a Dio. La Chiesa segue adorando al Signore perché Lui è degno di gloria, di onore e maestà. La Nati è qui. Nella Santa Cena del mese prossimo lei riceverà sul certificato del battesimo per mettere in un bel quadro e tenerlo per tutta la vita come memoriale. È buono un memoriale, no? Quindi per la Santa Cena di agosto, volendo il Signore, noi consegneremo il suo certificato di battesimo e saremo qua insieme e lei parteciperà della sua seconda Santa Cena. Amen. Glória a Dio. Glória al Signore. Vieni Jonathan. Alleluia.
Saluto la Chiesa con la pace del Signore Gesù Cristo. Sono contento, felice anche per vedervi tutti quanti. Quanti di noi sappiamo che siamo figli di Dio e siamo cristiani? Amen. Questa è la gioia che noi dobbiamo avere sempre quando ci raduniamo tutti nella congregazione del Signore, perché abbiamo vita e vita in abbondanza, dice la parola. Per quello che quando entriamo nei suoi atri dice la parola che dobbiamo entrare con lode, lodando a Lui perché ci ha dato un nuovo giorno. Vi invito a metterci in piedi, a leggere la parola nel libro di Giacomo. Salutiamo anche quelli che ci vedono e che il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Nel libro di Giacomo, capitolo 3, voglio leggere il capitolo 3 dall'inizio, poi passiamo al capitolo 4 e si comincia dal versetto 3. Prima leggiamo tutti insieme dal capitolo 3, dal primo. La parola del Signore si legge onorando il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Amen. Sono un po' ansioso, un po' nervoso anche perché il pastore mi ha chiamato qua di fronte, però quello che mi attira più l'attenzione è che l'essere di fronte a voi, a nessuno ci mette davanti alle persone per essere perfetto. Sempre siamo mancanti e anzi una grande responsabilità che ci hanno i pastori, e per me passare qua e magari esprimere un versetto della Bibbia che è molto utile, molto, pensiamo che è banale, però cioè una grande responsabilità. Penso che nulla è a caso quello che ci comanda il Signore, anzi ci ha mandati a tutti quanti a essere partecipi della sua grazia. Come dice la parola, andate da tutte le parti nel mondo e predicate il Vangelo, e dice il Signore, e ammaestrateli. Stranamente non dice a guadagnare le anime, dice a fare i discepoli. Molte volte capiamo questo. Vogliamo fare i saggi nella parola, anche quando cominciamo nel nostro camminare nel cristianesimo, vogliamo per sapere un versetto della Bibbia, perché sappiamo magari chi ha letto tutta la Bibbia crede di fare il maestro, però c'è una grande cosa, c'è una differenza tra noi cristiani, che è quello che fa riferimento al nostro camminare, solo le nostre azioni, i nostri atti e come ci comportiamo nella casa del Signore. Però penso che la maggior compito viene sempre da casa nostra, nella maniera come ci comportiamo dentro la casa. Penso che tutti quanti abbiamo come uomini un buon comportamento verso le nostre mogli. Io non ho moglie, però ho anche gli esempi. Vedo le persone anche. Sapete che voi fate un bel esempio anche ai ragazzi della Chiesa a avere questa spinta, avere questo animo di essere sposati. Io a volte vedo l'esperienza delle persone e vedo le mogli che riflessa anche il carattere, anche le scelte dal suo marito. Noi dobbiamo essere esempi di queste persone. Ciascuno di noi ha un riferimento
io ad esempio ho un riferimento al mio pastore, alla maniera come lui si comporta con la sua moglie, educato, gentile, però non soltanto lui c'ha questo, la parola ci comanda a tutti quanti a dedicare tempo alla moglie. Quindi voi penso che siete esempi alla congregazione, ai ragazzi anche per essere spinta, perché oggi ormai è diventato tutto passeggero, tutto come se non danno valore alla parola del Signore. Vogliono avere sempre godersi un momento, ma non vogliono avere una vita di onorare al Signore con la moglie, avere una vita di servizio davanti alla sua volontà. E questo è lo che dobbiamo essere noi credenti, che non pensare a ciò che facciamo oggi, sino a quello che possiamo portare a quelli che verranno a un futuro. Perché se oggi siamo qua in pochi, immaginatevi più avanti, cioè se non manteniamo la fede con fermezza non andremo avanti noi. Quindi io vedo più spesso, sono sicuro a guardare questi esempi in voi, persone che già avete una certa età, che avete passato già i tempi difficili. Penso che c'è una maturità in voi, in matrimoni, e quelli che magari non sono sposati, sono arrivati a certa età, non sono sposati, ma hanno una fermezza, hanno la fede nel Signore. Cioè che nonostante siano da sole queste persone, sanno di che il Signore è con loro. Hanno la fede di che il Signore è con loro e che il Signore è con noi. Però a volte, come dice la parola, facciamo dei maestri. Cioè leggiamo la parola, però sempre vanno le parole al di fuori, ma non fa effetto in noi. Voglio passare con questo al capitolo 4 di Giacomo, dove la parola ci dice: voi domandate, nel versetto 3, voi domandate e non ricevete perché domandate male, perché domandate male perché spendere nei vostri piaceri. Adulteri, dice la parola, e adultere, non sapete che la inimicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chiunque vuole essere amico del mondo si renda nemico di Dio. Sembra che queste cose le parla il Signore alle persone là fuori. Invece c'è un grande confronto al nostro camminare. È come pregare al Signore. Tante volte il Signore, qua c'è una traduzione che dice anche pregate male o chiedete male e ricevete quello che noi sappiamo, perché a volte siamo in preghiera al Signore e chiediamo tante cose, e a volte il Signore è lì, soltanto vuole un'amicizia da parte nostra, soltanto a volte ringraziare a Lui per la sua salvezza. E noi siamo lì a fare gli studiosi, a chiedere le cose: Signore dammi questo, Signore rafforza questo, e il giorno domani continuiamo a fare lo stesso. Io lo parlo per me, perché penso che tutti quanti abbiamo bisogno del Signore in questo camminare. C'è un grande confronto al nostro, da essere qua avanti a voi, c'è una grande responsabilità anche. Però veramente stiamo pregando, stiamo chiedendo al Signore ciò che ci serve, una vita spirituale. Quindi si compie la parola che dice: i santi appartati da questo mondo. Tante volte siamo tristi perché sappiamo dentro di noi che non stiamo facendo la volontà del Signore. Siamo lì soltanto per fare presenza nelle congregazioni. Io non penso che oggi noi siamo venuti a quello. Siamo venuti perché abbiamo accettato Lui e abbiamo la conoscenza di che è Lui che ci ha salvato. Non penso che siamo qua radunati per a caso, per magari dopo se mangia qualcosa e andiamo a casa tutti quanti, abbiamo fatto presenza, però il domani?
parola è bella perché ci confronta e allo stesso tempo ci consola, perché è il suo Spirito Santo che agisce dentro di noi. Quindi stiamo chiedendo, invece di chiedere perché non ringraziare il Signore in questa notte o magari il domani, ringraziare il Signore per ciò che abbiamo, non cambia, penso che cambia tanto. A volte sento le persone che chiedono tanto ma non ricevono, dicono tutto in alta voce e le altre ascoltano, cioè questo che sta a dire, che sta chiedendo. Nasconde tutto ciò che le serve alla vita spirituale e vuole sempre avere le cose materiali. E sì, e la parola ci dice che noi primamente buscare il regno del Signore, tutte le altre cose verranno sopraggiunte. E perché non stiamo ricevendo queste cose? Magari perché non è quello che abbiamo cercato, stiamo a cercare noi. Io penso che è così. Siamo troppi, ci vantiamo di avere la parola, però vogliamo fare dei maestri e noi ci sommettiamo a Lui. Chi ci sommette a Lui, Lui lo innalza. Ma dove? Nel nostro camminare, nelle nostre famiglie, essendo esempio, guidando a loro, leggendo la parola. Sì, facendo presenza anche nella congregazione, è molto importante, ci comanda la parola. È peggio che ora i tempi sono molto difficili. Ma per il giorno di domani ricordiamoci di ringraziare il Signore per ciò che ci ha dato e non fare tante cose, tante preghiere per chiedere tanto al Signore. A volte chiediamo tante cose, il Signore soltanto ci guarda e dice: guarda, io so il vostro bisogno, io so i vostri bisogni, ma siamo troppo affannati. Che serva questa parola per me e che il Signore abbia cura di noi ogni tempo, perché a volte anche noi non sappiamo ciò che parliamo. Che il Signore vi benedica. Pace a tutti. Allora il pastore mi ha chiamato per pregare per le offerte. Però io ho qualcosa che mi dice che è già diverse domeniche che spesso il Signore mi dice: deve dire questa cosa, deve parlare di questa cosa. Però io sempre vado avanti e non parlo mai di questa cosa. Ora, io vorrei fare una domanda a tutta la Chiesa. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo pregato per il nostro pastore e la famiglia pastorale? Io penso che tutti noi chiediamo sempre al pastore aiuto di qua, aiuto di là, però non fissiamo mai che noi dobbiamo pregare per la guida spirituale nostra, che è il pastore. Perché io ho visto sempre che nei film e da tutte le parti nella storia, quando una nazione attaccava un'altra nazione, la prima cosa che andavano a prendere era il re o il capitano. Anche oggi, in tutte le guerre funziona così, si va a prendere il capitano per primo. Perché se non hanno il capitano non hanno la persona che indirizza o la guerra o la pace, una dei due. E se noi non preghiamo per il pastore e la famiglia pastorale, chi ci può indirizzare sulla via giusta? Nessuno. Quindi per me questo è un allarme rosso della nostra Chiesa, che non stiamo pregando per il pastore. 2 o 3 giorni fa ho parlato col pastore
e l'ho fatto un sogno che ho avuto, mi sembra mercoledì o giovedì. Lo volevo chiamare per il telefono, però poi lui non mi ha risposto. Ho detto, però bisogna che quando lo vedo, venerdì, sì, quando lo vedo glielo devo dire subito questa cosa, perché io ho visto una cosa, però lo dovevo comunicare a lui. Io ho visto che eravamo tutta questa chiesa, da questa parte, e c'era questo leone nero che andava a correre da tutte le parti. Però l'unico che aveva il controllo di questo leone era il pastore. Però il pastore non se le faceva stare dietro il leone, perché il leone scappava e quando tornava in qua c'era solo il pastore che poteva frenare questo leone. E io l'ho detto, pastore, stai attento con questo leone. E il pastore mi ha detto, no, io ho il controllo, è che a volte mi scappa, però io ho il controllo. Però non vorrei che questo leone fa troppo rumore, perché sennò le persone si scandalizzano. In questo sogno io ho visto un pastore stanco che non poteva essere dietro il leone, a correre dietro. È stanco a coprire tutte le pecore che erano da questa parte. E quindi il Signore mi ha detto in questi giorni, è che voi Chiesa state lasciando tutto al pastore. Il pastore ce la può fare fino a un certo punto, però noi come Chiesa dobbiamo pregare per il pastore, per la Priscilla e per tutti quelli che ci stanno guidando, perché il pastore da solo può controllare una parte, ma non può controllare tutto. E quindi questa è una cosa che è diversi mesi che Dio mi dice deve parlare di questa cosa, deve parlare di questa cosa. E come dice la parola, il buon pastore dà la vita per le sue pecore, come ho visto nel sogno, perché il pastore era dalla parte nostra, che copriva noi per non scandalizzarci, per quello che lui vedeva che questo leone poteva fare con noi. Oppure il pastore ci sta coprendo troppo come bambini e noi non ce la facciamo a camminare da soli, non lo so, perché c'è anche questo. O che deve fare il pastore? Ci deve lasciare andare e farci mangiare da questo leone nero furioso che ho visto in questo sogno? E quindi dobbiamo ora come Chiesa prendere una decisione. Dobbiamo stare dalla parte del pastore, non solo che lui deve coprire noi, ma anche noi coprire lui, perché il pastore, come ho visto in questo sogno, era stanco, non ce la faceva stare dietro a tutte le cose, a tutti i movimenti di questo leone, e questo leone andava di là e tornava in qua, però lui era fermo, non è che camminava, era fermo però aveva il controllo. Quindi io vorrei che da oggi in poi la Chiesa si mettesse seriamente in preghiera per la famiglia pastorale, perché questo è una cosa seria. E penso che il Signore me l'ha chiesto tante volte di parlare di questa cosa, però anche io non avevo tutto chiaro, però con questo sogno che ho avuto mi ha fatto vedere tutto chiaro. E il pastore e la sua famiglia hanno bisogno di tanta preghiera. Non andate solo dal pastore per dire, pastore, mi puoi pregare per me? Anche voi dobbiamo pregare per il pastore e la sua famiglia. Che questa Chiesa sia una cosa da oggi in poi, che ognuno metta l'impegno di dare una mano al pastore, sia spiritualmente e fisicamente, perché lui da solo non ce la fa. La unione spirituale è la cosa più potente che può essere nella terra. E quindi che ognuno prenda in considerazione da oggi in poi di chiedere a Dio di che la nostra guida spirituale non sia toccata dal maligno, di che la nostra guida spirituale possa riflettere su tutto quello che deve fare, che sappiamo, come io ho alzato le due mani, perché sono d'accordo con il pastore e ho fiducia in lui al 100%, perché so che lui
e la Priscilla ci guidano nei cammini veri. E questa cosa possiamo solo tenerla con la unione spirituale. Amen. Signore, grazie perché te ci conduce sempre e porti il tuo messaggio da parte di qualsiasi tuo umile seguitore, seguace, come si può dire, di Cristo, di una persona che te le dà i messaggi. E perdonami, Signore, perché fino ad oggi non avevo detto questo perché avevo paura, però oggi vedo che la necessità e la chiarezza con cui hai portato questo messaggio da dire a tutte le chiese, Firenze, Pomarance e tutti quelli che riguardano questi nuovi membri che si stanno per unire a noi, che possiamo tutti insieme alzare, Signore, una preghiera unica, una preghiera firme, chiedendoti, Signore, che il pastore abbia tranquillità e che tu possa, Signore, tenerlo tranquillo e che lui possa riflettere in ogni passo che fa, Signore. Grazie, Signore, perché questa offerta che noi oggi, Signore, diamo a te non è quello che ci avanza, mio Dio, è quello che noi abbiamo appartato per te come primizia, Signore. Che te continui a bendecire a noi, Signore, di modo che noi possiamo, Signore, poter coprire tutti i nostri gasti in questa chiesa e in tutte le sedi che si menziona il nome poderoso di Cristo Gesù. Amen. Vi saluto di nuovo con la pace del Signore. Vorrei approfittare che prima di lodare e ringraziare i fratelli qui che hanno pregato per l'intervento che dovevo fare giovedì, che grazie a Dio ho fatto e è andato tutto bene. Grazie a Dio e alle vostre preghiere. Dio vi benedica. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Alleluia. Se non funziona cantiamo tutti noi con la voce, non è un problema. No? Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue. Dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce che mi guida. Alleluia.
nella notte buia, come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi prostro a te, io mi arrendo e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Cantiamo ancora. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele. In ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Amen. Che gioia, fratelli, tutto che il Signore ci ha dato stasera. Vorrei condividere la parola del Signore con voi. Ma siete qua o dormite? Oh, so che è un po' comodo la sedia, ma scottiamoci e così stiamo svegli. Io vorrei condividere una parola perché da 2 settimane che questa parola arde nel mio cuore, sul profeta Giona. Mio amico Thales in un'altra occasione parlerà più profondamente, e oggi vorrei condividere quello che il Signore ha messo nel mio cuore quando abbiamo letto il testo di Giona, capitolo 1, fino al versetto 10. Sappiamo che Giona era ebreo, perché lui si dichiara ebreo, e la parola dice che lui era figlio di Amittai. Non dice chi era Amittai, se era un sacerdote, se era un profeta, ma Giona veniva proprio di una linea dove aveva molto chiaro la sua chiamata, e lui aveva un'esperienza con Dio, perché sentire la voce del Signore non è per qualsiasi persona, è per una persona che ha intimità con il Signore. A volte quando noi parliamo che Dio ha parlato con Abramo, ha detto esci dalla tua parentela, la Bibbia non ci parla tutto che è successo con Abramo, no? Ma certamente Abramo aveva qualcosa molto intima con Dio, aveva delle cose, lui aveva tutto, ma allo stesso tempo gli mancava un figlio. Quel figlio, il suo tesoro non poteva comprarlo, la medicina di quell'epoca non poteva cambiare la sua situazione, quindi gli mancava una cosa che era essenziale, e quella cosa è stata il modo di Dio farlo avvicinarsi, appunto che lui è stato capace di sentire la voce del
Signore. E con Giona non è stato diverso. Io credo che Giona aveva sì una vita spirituale e era un profeta della parte del Signore, conosceva molto bene il Signore, lui apparteneva è stato profeta nel tempo di Geroboamo, e noi quando capiamo questo intendiamo che Giona è stato un profeta in un tempo di crisi. Tempo di Geroboamo, chi studia la Bibbia sa che è stato il tempo di divisione, no? Dove il regno è diviso. Era un unico regno e quel regno è diviso. E Ninive non era una città che portava tanto piacere a Dio, anzi era una città proprio caotica, piena di peccato. Aveva quel leone nero che ruggeva per distruggere le persone, per proclamare non solo il peccato, ma oltre il peccato è quello schernio, è quelli che promuovono il peccato. E quindi quando Giona riceve quel messaggio profetico di Dio direzionandolo a Ninive, lui rifiuta quella chiamata perché c'era una storia, c'era un passato, ma non solo quello, c'era un presente di inquietudini dentro Giona. Giona, come tutti noi umani, aveva dentro di sé degli risentimenti, amarezza. Lui era triste con quella situazione, era amareggiato con quello che Ninive aveva fatto al suo popolo. Il popolo ninivita ha molto combattuto il popolo di Israele. I giudei, gli ebrei sono stati bersagli dei niniviti. Comunque, avendo nel cuore questa amarezza, Dio chiama Giona per una missione non facile. Dio ti ha già chiamato per compiere una missione così sfidante. Gesù nel Nuovo Testamento ci ha insegnato dicendo che amare chi ci ama è il compito più facile. La sfida è amare chi non ci ama. Vedete che l'antico si collega al nuovo. Nella storia di Giona, Dio comunica a Giona una missione di portare il Vangelo, di portare un messaggio che non era il Vangelo, ma era un messaggio profetico di ravvedimento, che è il centro del messaggio del Vangelo. Qual è il centro del messaggio del Vangelo? Il ravvedimento. Allora, nell'antico Dio comunica a Giona di comunicare a Ninive un messaggio di ravvedimento. Ossia, Dio sfida Giona a amare che li odiava, amare il suo nemico. Fratelli, è difficile. Quando Giona ha avuto opportunità, ero lì a meditare nella parola che lui ha dato, e nel capitolo 4 di Giacomo ci comunica la stessa cosa. Lui ci dice di un modo più chiaro, diciamo così, quello che vi sto dicendo. È buono leggere la parola, perché così dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Versetto 2: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Vedete, nel tempo di Giona, il regno essendo diviso, un caos nel suo paese, nella sua
nel suo territorio, nonostante quel caos, Dio li chiama a andare dal suo nemico. Dio stava liberando una chiave, come ha detto stamattina fratello Thales. Dio stava liberando un segreto al popolo di Israele. Il segreto di avere la pace è togliendo la guerra. La guerra viene per causa delle divisioni. La divisione l'Apostolo Paolo cita dicendo che è un'opera della carne. Non è frutto dello spirito, è un'opera della carne. E quando Dio ci dà questa chiave, ci fa capire che lo stato che viveva in quel momento il popolo di Israele, sia il regno del nord che il regno del sud, che prima non era così, era uno solo, era conseguenza del loro cuore. Ragioniamo un po'. Molte volte noi stiamo vivendo una raccolta che abbiamo seminato. È vero che ci sono persone che raccolgono anche quello che non ha seminato. Un esempio, ho ricevuto un abbraccio alla sorella Carmen, che ci ha mandato pomodori, cetrioli del suo campo, ha seminato lei e noi abbiamo goduto di queste verdure e non abbiamo seminato. Ma ci sono cose che noi seminiamo e che noi pure raccogliamo. E dobbiamo oggi comprendere che la situazione spirituale di Israele era una raccolta del loro peccato e della loro vita spirituale. Ma Dio dà questa chiave, libera questo segreto dicendo: andate dai vostri nemici e amate chi non vi ama. Gesù ci ha dato questo. Quando io mi sono convertito, un fratello che è vivo ancora, grazie a Dio, che Dio gli dia molta salute, molti anni di vita, perché lui è una Bibbia viva, fratello Severino Gomes. Questo fratello mi ha detto una cosa che è stato molto importante. Io ero un ragazzo molto ribelle a casa e molte volte in chiesa ricevevo potenza, grazia, parlavo in lingue, ero così, ma quando arrivavo a casa litigavo con la mia mamma, con mio papà. E una volta, pensando di ricevere una parola di accoglienza, una parola di animo che lui mi dava, lui diceva: non va bene che tu sia in chiesa una benedizione e a casa tu sia un problema, perché questo non è Vangelo. E io avevo le mie ragioni e dicevo le mie certezze e lui diceva: non importa, perché il principio del Vangelo è amare. Amare chi non ci ama, amare chi ci ama è amare. Possiamo ripetere che la base del Vangelo di Gesù è amare. Ripetiamo forte: la base del Vangelo di Gesù è. Santo Agostino ha detto che la madre di tutti i doni spirituali è l'amore. Infatti nella sua preghiera lui ci dice di amare. Se noi oggi non ci concentriamo alla base del Vangelo, noi non riusciremo a comunicarlo di modo potente, perché non esiste potenza senza amore. L'Apostolo Paolo ha detto ai Corinzi, capitolo 13, se non abbiamo amore, parleremo in lingue e saremo come un campanello che suona. Ma non è solo rumore, nulla. E molte volte noi siamo in chiesa pieni di potenza, siamo profeti di Dio,
ma nostro cuore è amareggiato perché noi non abbiamo costruito un Vangelo dentro di noi basato sull'amore di Dio. Dio ha amato tanto il mondo che ha dato suo figlio unigenito per chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita. Siamo salvati perché lui ci ha amato. Giovanni ha detto, lui ci ha amato per... Allora, fratelli, se lui ci ha amato per primo, noi dobbiamo condividere questo amore. Giona riceve quella missione perché Dio voleva guarire la sua terra e il suo popolo. Dio vuole operare un miracolo nella tua vita, ma nem sempre Dio opererà questo miracolo dentro del tuo accampamento, perché c'è qualcosa fuori del tuo accampamento da risolvere, da sistemare. A volte noi vogliamo vivere una vita straordinaria nella presenza del Signore e non riusciremo se non siamo sulla base. Quando Giona decide non partire a Ninive obbedendo la voce del Signore e prende la nave verso Tarsis, lui andava in Spagna, ma che c'entra a Spagna? Era una direzione diversa. Ci sono persone che stanno andando in direzioni diverse, che è chiaro che stanno prendendo direzione per causa del loro comfort, del loro benessere, perché è più confortevole. È vero che amare chi ci ama è molto confortevole. Ci piace essere abbracciato da chi ci ama e ci piace abbracciare chi ci ama, a parte un po' Anna che con gli abbracci è un po'... Ma come è buono vedere un amico e salutarlo, fare uno stretto di mani, un abbraccio. Da tanto tempo che non ci vediamo, ma un nemico, uno che ti ha fatto male, uno che ti ha perseguitato, uno che ti ha ferito, uno che ti ha rubato. Apro un parentesi, ho letto un libro che diceva la psicologia pastorale e lui racconta diverse testimonianze. In una delle testimonianze lui diceva che come pastore ha trovato un conflitto in chiesa, due famiglie, una famiglia che è stata ferita da un'altra, ma di modo molto grave, ma quella persona di quella famiglia che ha causato quel male non era credente in quell'epoca, ha subito il danno, ha vissuto la condanna. Dopo che ha vissuto la condanna si è convertito tutto e dove è andato a fare parte? Nella stessa chiesa di quella famiglia che aveva danneggiato. Avete già pensato in questo? Allora quella famiglia amareggiata viene da questo pastore e dice: tu non puoi accettare questa persona qui, perché questa persona ha fatto così con mio figlio, ma sorella, lui è un cristiano adesso. No. Io non posso stare nello stesso ambiente suo. Allora quello pastore si trova in una crisi, un conflitto dentro la chiesa, perché un gruppo della chiesa comincia a difendere quella famiglia antica e diceva: no pastore, tu non puoi accettare questa persona che ha fatto questo male a questa famiglia. E un altro gruppo diceva: no pastore, tu devi accettare questa persona con la sua famiglia, perché lui è cambiato, è una nuova creatura, il Vangelo ci comunica così, e lui deve fare parte qui, che abita qui, perché deve andare da un'altra parte? E quel pastore si trova in una crisi lì con tutti i membri della chiesa, perché la metà della chiesa appoggia quella famiglia e l'altra metà quell'altra. Che fare? Cosa ci dice la parola?
Io mi sono trovato in una condizione a Firenze così, ho detto a una sorella, guarda che la parola ci dice così, 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 e la sorella ha detto, va bene, ma io non ci credo così. No, sorella, non sto dicendo che sono io che sto dicendo, io sto dicendo che la parola ti dice di fare così, 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 così. No, ma io non accetto. Io ho il mio modo è questo. Giona ha deciso di fare a modo suo, perché ha lasciato i suoi sentimenti, i suoi dolori, le sue angosce, la sua amarezza, la sua indignazione prendere posto della potenza di Dio. Mercoledì a Firenze nello studio biblico noi abbiamo parlato su conoscere la parola di Dio, ma conoscere la potenza di Dio. Quando Gesù parla ai farisei e a quelli che li ascoltava, lui parlava in parabole, e la Bibbia dice in Matteo che loro capivano, ma non volevano accettare. Sapevano che ciò che Gesù parlava era con loro, ma nonostante sapendo non accettavano. E molte volte io mi trovo in questa condizione, che vedo le persone che comprendono, che sanno, che è chiaro la loro chiamata, ma non accetta, non vuole. Perché non vuole? Perché accettare la volontà di Dio è abbassarsi. Ma noi vogliamo continuare con la testa in su. Vogliamo continuare facendo a modo nostro. E per questo viviamo quello che Giacomo ci dice, guerre. Per questo viviamo in zona di guerra 24 ore. Perché i nostri cuori è che promuovono queste guerre. È l'amarezza del nostro cuore che promuove questa guerra. Giona decide andare via perché sapeva che Dio era misericordioso e lui non accetterebbe che Dio perdonasse quel popolo. Ossia, dentro il cuore di Giona c'era già una condanna per Ninive. Dentro il cuore di Giona c'era già una sentenza per Ninive. Fratelli, che Vangelo è questo che noi viviamo, che condanniamo, che sentenziamo le persone, non dando a loro l'opportunità di ravvedersi e di essere una nuova creatura. Noi desistiamo delle persone facilmente. Io mi impressiono con Anna Maria, con una cosa: la sua perseveranza in vedere Gesù nella vita delle persone. Io mi impressiono, perché a volte io dico, mamma mia, Anna Maria perdi tempo. Perché questa persona vede oggi le farfalline e domani i dragoni. E come fa? Una persona che oggi vede le farfalline e domani sta vedendo i dragoni, o diventa proprio un dragone. È difficile vedere possibilità di cambiamento, di trasformazione in queste persone. Noi sentenziamoli all'inferno e diciamo, questo andrà all'inferno, questo non andrà dal Signore. Ma chi siamo noi? Dio parla con me oggi, con la sua Chiesa, dicendo, noi non possiamo desistere di nessuno. Tu puoi dire a questa persona, io non desistirò di te. Dice a questa persona, io non desistirò di te. Noi abbiamo un'amicizia debole, noi abbiamo oggi matrimoni deboli, noi abbiamo oggi tante cose deboli, perché un'amicizia si scioglie per niente, per una differenza di opinioni. Il matrimonio perché non mi piace più, perché questo pensa così. Non ci sono più quei matrimoni che durano tanti anni, che durano la vita,
che finché la morte si separi, oggi il giudice deve cambiare discorso, i pastori, i preti, perché il discorso deve essere finché non litigate. Ma non si può, perché la parola non ci dice così. Giona voleva sentenziare Ninive, quando la voglia di Dio è salvare. E cosa ha fatto? Strada diversa. Ma nella sua strada diversa cosa lui ha trovato? Tempesta, pesci, 3 notti scure, buie, sì o no? Angoscia. Aveva bisogno di passare per ciò che ha passato Giona? Ci sono cose che stiamo passando che abbiamo scelto noi di passare. Sa perché? Perché abbiamo desistito facile, perché abbiamo dato voce ai nostri dolori, abbiamo dato spazio ai nostri sentimenti, quando in noi deve operare lo Spirito Santo che genera in ognuno di noi il suo frutto. Qual è il primo frutto? L'amore. Alleluia! Giona ha dato posto alla rabbia, all'indignazione. Ma questo popolo che ci ha fatto tanto male, no, io andrò via perché so che se vado lì, il Signore salverà queste persone. Lui sapeva, infatti la parola dice che Giona nel capitolo 4 dice: io sapevo che tu sei misericordioso e che questo che sta succedendo adesso succederebbe, per questo non volevo venire. Giona esprime il perché non voleva andare a Ninive. Questa strada deviata che tu hai preso c'è un perché, ma Dio sta dicendo che questo perché non va bene. Tu devi tornare indietro e seguire la volontà del Signore. Oggi le persone cambiano chiesa perché, sai, non mi piace, ha parlato questo il pastore, perché il fratello Tizio no, calma. Come rompiamo facilmente? Ci sono persone che vanno via per niente. A volte io come pastore, tu hai chiesto preghiera, mi domando e piango e sto tutta la notte dicendo: Signore, in cosa mi trovo in peccato? Perché dimmi, Signore, qual è il mio peccato? Mi accusa qui tu che sei mio giudice. Cosa ho fatto con questo fratello, con questa sorella? Ma era una pagliuzzi, una cosina che si poteva risolvere. Giona poteva dire: no, io andrò, seguirò, farò la volontà del Signore. Ma no, ha preferito andare lontano. Ma non sapeva Giona che facendo la sua volontà, lui stava andando lontano, non da Ninive, ma dalla volontà del... Possiamo ripetere questo messaggio? Ninive, anche se è dura, c'è la presenza del Signore. Tarsis, anche se è lontano, confortevole, ma non c'è la presenza del Signore. Ripetiamo questa frase: la presenza del Signore c'è dove Lui ci vuole, quando compiamo la sua volontà. Allora Lui va a fare la volontà sua, non del Signore, e la presenza del Signore non ci accompagna. Ma lo stesso Dio di misericordia che ha usato verso Ninive, misericordia, ha usato misericordia verso Giona. Tu stai pensando che questa tempesta, che questo pesce è un giudizio di Dio? Tu
non sai mai, non hai mai vissuto un giudizio di Dio. Questo è misericordia. Apro un parentesi. Sono andato a visitare una sorella molto malata che ha sofferto un incidente. Ma lei stava seguendo la sua volontà, la sua strada. E in quel giorno io pregavo per lei, Signore, benedice lei, Signore, e lei mi ha interrotto nella mia preghiera e ha detto, pastore, non pregare così. Prega ringraziando. Perché questo incidente che mi è successo è stato la mia salvezza. Io preferisco trovarmi così sul letto, ma con il Signore. Io preferisco trovarmi così su questo letto e con questa malattia, ma avere la presenza del Signore. Di che essere intera, in piedi, con salute, ma fuori dalla presenza del Signore, lontana dalla presenza del Signore. Quindi, pastore, non prega così, perché Lui ha già avuto misericordia. Questo è sinonimo di misericordia. Lui mi ha ferito perché mi ama. Molte volte noi giudichiamo la nostra situazione come giudizio di Dio, quando è espressione del suo amore. Alleluia! Alleluia! Interessante è che Giona passa per quel pesce. Giona passa guardate che cuore duro. Um profeta. Quindi Dio non sta parlando per una persona non credente, Dio sta parlando per chi capisce, per una persona che comprende. Il Signore sta parlando con la sua chiesa. La chiesa è il profeta di Dio oggi. Fratelli, Giona è rimasto quanti giorni? Capitolo 2. Dice, il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni, 3 giorni, 3 notti, che quell'uomo era lì duro. Perché fosse io nel primo giorno ero già, Dio, salvami! Ma è rimasto duro. Quando non ce la faceva più, ci sono persone che Dio farà così, spremerà, stringerà, ma perché ama. Ci sono persone che Dio scuoterà perché ama. Ci sono persone che Dio prenderà con le sue mani potenti e darà un giro dentro il pesce, ma perché ama. Metti la mano nel tuo cuore e dice, Dio mi ama e non mi perderà. No, Dio non ti perderà per Satana. No. 3 giorni dentro il pesce, duro. Nel terzo giorno la parola del Signore dice, dal ventre del pesce Giona pregò il Signore il suo Dio e disse, io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso del cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le sue onde, tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo, sono cacciato lontano dal suo sguardo. Come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Stamattina a Firenze, fratello ha avuto una rivelazione biblica e è venuto a chiedermi se poteva condividere con la Chiesa. Ho detto sì, certo. E lui condivideva che noi preghiamo per macchine, preghiamo per casa,
preghiamo per guarigione, preghiamo per tante cose, ma non chiediamo lo Spirito Santo, non chiediamo la presenza del Signore, non chiediamo i doni spirituali. È come se avere le cose spirituali fosse sinonimo di povertà, non ci interessa. Noi siamo molto più preoccupati con le cose materiali, e quindi lui diceva che noi cerchiamo queste cose materiali e ci impegniamo di cercare in preghiera di averli, ma il Signore ci comunicava in questa mattina a Firenze che noi dovevamo abbandonare queste ricerche, cessare queste lacrime e cercare lo Spirito Santo nella stanza di sopra, come i discepoli che sono saliti nella stanza di sopra e erano lì insieme a pregare, perseverando in preghiera, in comunione, ubbidendo, sottomettendosi uni agli altri, e lì mentre erano in perseveranza di preghiera è sceso lo Spirito Santo. Mancava qualcosa a quelle persone? Niente, perché chi ha lo Spirito Santo, chi ha il Signore, non gli manca nulla. Giona non aveva capito questo, ma il Signore lo ha fatto capire. Io non so come tu capirai la volontà di Dio sulla tua vita. Io non so fin quando tu continuerai in questa barca, fin quando tu sopporterai, fin quando tu dirai come Giona: io sono ebreo. Tu devi riconoscere a chi tu appartieni e non dividere la tua vita fra Dio e il mondo, perché chi ama il mondo odia Dio, e chi ama Dio odia il mondo. Giona prende la sua missione e va a annunziare, ma va ancora con il cuore così. Quel ragazzo ha cominciato a pregare stamattina dopo che ha comunicato questo mistero che ha ricevuto dal Signore, e ha cominciato a pregare. Ma io, mentre pregavo con lui per la chiesa, io vedevo le persone che balbettavano con sonno, altri che guardavano le unghie, altri che si appoggiavano e avevano voglia che finisse subito il culto. Noi abbiamo perso la sensibilità, stiamo facendo stiamo facendo le cose sacre con il cuore mondano. Giona stava comunicando la parola. Dio ha salvato, perché chi convince era Giona? No, noi stiamo operando, facendo centro estivo, facendo immersione missionaria, distribuendo alimento, condividendo un pranzo, ma dov'è il nostro cuore? Dov'è il nostro cuore? Molte volte le nostre mani sono impegnate, ma il nostro cuore non è impegnato. E la parola dice che questo viene nel capitolo 4, quando Giona rivela il suo cuore. Come Giona rivela il suo cuore? Lui si siede in cima del monte, su cima del monte, era lì a guardare la città, aspettando cosa? Aspettando che loro si convertessero. Dio sa il tuo cuore e sa cosa tu stai aspettando mentre stai lavorando. Ci sono persone che sono in chiesa per comodità, altre per necessità, altre perché è conveniente avere una famiglia. Un giorno ho sentito un ragazzo dicendo che ha ricevuto un consiglio di quando è venuto in Italia, che hanno detto: tu appena arrivi cerchi una chiesa, perché in chiesa tu trovi persone che ti aiuteranno a trovare casa, a trovare lavoro. Quindi qui diventò agenzia di lavoro, agenzia immobiliaria, qui diventò tutto, perché noi siamo qui per tutto meno per il Signore. E questo ci rivela i nostri cuori. E Gesù ci dice: dov'è il tuo cuore, lì è il tuo tesoro. O meglio, dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Ossia, le cose che tu stai cercando ci fa capire
Qual è il tuo cuore? Dio fa nascere una pianta fuori che copre la testa di Giona e gli fa ombra. Giona si rallegra con quella pianta, ma nell'altro giorno lo stesso Dio che ha fatto crescere quella pianta ha permesso che un insetto la picchiasse, la ferisse e la amassasse. Quella pianta seccò e Giona si arrabbiò. Alleluia! Stai pronto per vedere la pianta secca? Sa quella pianta cosa rappresentava? Quella pianta era lo sterno di quello che aveva dentro il cuore di Giona. Il Vangelo, la parola, il messaggio, la sua chiamata era soltanto una piantina che qualsiasi insetto poteva ferirla. Ci sono persone qua che sono oggi in chiesa, ma se succede qualcosa abbandonano immediatamente. Ci sono persone qui che si scandalizzano se vedono un leone ruggente più forte, si scandalizzano e si vanno via. Per questo il pastore deve stare sempre dietro questo leone, calmandolo, perché le pecore non sono capaci di affrontarlo. Noi abbiamo bisogno oggi di comprendere, di capire che dobbiamo direzionare i nostri cuori nel Signore e nella sua potenza, non conoscerlo solo nel testo biblico, perché ci sono persone che si impegnano a leggere ma non conoscono la sua potenza. Non possiamo conoscere solo la potenza e non conoscere il testo, ma non possiamo neanche rimanere nel testo e non conoscere la sua potenza. E la potenza di Dio è per salvare. Quella pianta fuori era l'esterno di quello che aveva nel cuore di Giona. E finisce Dio dicendo a Giona, nel capitolo 4, lui dice... Dio disse a Giona, versetto 9, fai bene a irritarti così a causa del ricino? Egli rispose, sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte. Lui voleva anche morire. Il Signore disse, tu hai pietà del ricino, per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito. E io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? Era così il cuore di Giona, egoista. Lui voleva soddisfarsi. Io voglio, Signore, vedere che tu sei con me. Come, Giona? Distrugge queste Ninive? No. Giona, il mio proposito è al di sopra della tua irritazione, della tua rabbia, della tua indignazione. Che possiamo, fratelli, vivere un Vangelo genuino, basato sull'amore di Dio. Che possiamo seguire la chiamata di Dio. Cosa Dio ci ha chiamato a fare? A comunicare il Vangelo a tutti. E il Vangelo, qual è la sua base? Qual è la base? E se noi viviamo questo Vangelo, noi viviamo Matteo 6, 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e altre cose vi saranno. Se noi viviamo questo Vangelo, non ci mancherà niente. Inchinate i vostri capi, preghiamo al Signore. Padre, misericordia. Misericordia, Signore, della nostra vita.
perché abbiamo le mani, i piedi, il corpo, tutto impegnato in fare, ma molte volte questo cuore che pesa più o meno 1 chilo e 200, 800 grammi, quei piccoli, è così lontano da te perché è pieno di ferite, di rabbia, di angoscia, di inquietudini. Passiamo la giornata lavorando, consegnando pacco alimentare, distribuendo ai poveri, dando da mangiare a chi ha fame. È bene, è bello questo, dobbiamo farlo. Ma quando siamo sfidati a amare chi ci odia, chi ci perseguita, chi ci vuole male, prendiamo la prima nave lontano. Paghiamo pure il biglietto per andare lontani, per andare lontano dalla tua volontà e conseguentemente dalla tua presenza. Diciamo di essere cristiani, cantiamo belli cantici, facciamo lunghe preghiere, ma i nostri cuori molte volte non ha la capacità di perdonare, perché non c'è amore, c'è la necessità. Amo il Signore, ma non amiamo il nostro prossimo, non amiamo chi è prossimo, chi è vicino. Il prossimo vuol dire giustamente quello che è vicino, quello che è accanto. Facciamo strada lunga come Giona per andare lontano dalle nuove amicizie, ma quelle vecchie che ci hanno rotto, che ci hanno fatto male. Vogliamo stare lontano, vogliamo prendere strada lontana, perché vediamo che non c'è possibilità, vediamo che non c'è più un modo di stare insieme ancora, desistiamo facile. Ma la nostra chiamata non è stata per fare guerra, Signore, la nostra chiamata è stata per fare pace. E non c'è pace se non c'è amore. Come è buono seguire la strada, e ci sono persone che non riescono a seguire avanti, a camminare verso il futuro, perché portano con sé come Giona il passato, i dolori, le angosce, non si liberano da questi pesi. Come possono vivere il futuro che tu hai pianificato se non si slegano da questo passato? Come slegare? La parola perdono vuol dire liberarsi, o essere liberato, o uscire da un nodo. Signore, molte volte ci troviamo in questo nodo cieco, duro, che nessuno riesce a slasciare, e ci sono nodi che uno prova, un altro prova. È vero, quante volte nella nostra vita un pastore, una guida ha provato a conciliarci, ha provato a parlare di questo problema, e noi diciamo: no, sai, questo problema lasciamo stare, lasciamo nel passato, ma è molto più presente di che il presente. Oh Signore, se sarà necessaria una tempesta, mandala. Se sarà necessario un pesce, mandalo. Ma non ci perdi, Signore. Non ci perdi, Signore. Non ci lascia andare lontani dalla tua presenza. Non ci lascia andare a Tarsis, quando la tua volontà è che noi andiamo a Ninive, Signore. Padre,
che queste persone che sono qui, quelli che ci vedono, possano capire, Signore, che il principio della tua parola è l'amore. Dio ha amato e ci ha amato per primo, e quindi dobbiamo amare, e amare è sopportare, amare è perdonare, amare è dire: guarda, io ti perdono nel nome di Gesù. Quando siamo noi i feriti, quando siamo noi quelli che portiamo le ferite, ma quella persona a volte non è capace di riconoscere: ma io sono capace. Sì, Signore, la guerra finisce quando uno comprende che in Gesù si può finire tutte le battaglie. Aiutaci, Signore, a vivere questo vero Vangelo, perché le nostre opere, come quelle di Cornelio, siano accettate a te. Che le nostre elemosine, come le elemosine di Cornelio, siano accettate da te, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Dio d'amore, in piedi, fratelli. Solo il Dio d'amore, non c'è altro Dio fuori di te, per me non c'è amore, e solo ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore. Alleluia. Fratelli, andiamo avanti? Sì o no? Giona aveva bisogno di andare avanti, sì o no? Ma non poteva andare avanti nella sua chiamata se non fosse lavorato nel suo cuore. Dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Direzionamo. Oggi abbiamo ricevuto una parola di direzionamento. Se avete una chiamata anche ministeriale, la parola si basa di veri credenti che svolgeranno il ministero, non di una scuola che forma ministri. La Chiesa non ha bisogno di impiegati, la Chiesa ha bisogno di servitori. Amen? E questi servitori imparano da Gesù, il nostro Maestro. Abbiamo ricevuto questa parola di direzionamento. Non prendere la barca verso Tarsis. Anche se è duro, stai verso Ninive, perché con Gesù è sempre meglio. Che Dio ci benedica. Vorrei mandare un saluto alla sorella Annunziata Calabrese, lei che ci segue sempre, ci sta domandando: non state più trasmettendo da Firenze? A breve torneremo con la trasmissione anche nella base missionaria di Firenze. Noi siamo
a Firenze, noi siamo in Firenze, provincia, ma nel comune di Scandicci, nella base missionaria di Scandicci, ora qui. Ma nella base di Firenze torneremo alla trasmissione la domenica mattina alle 10:30. Un abbraccio, lei saluta anche la Priscilla, un abbraccio sorella Annunziata che è di Calabria. Amen? Dio benedica. Vedete come Dio ci fa arrivare in Calabria, con i piedi in Toscana. Ringraziamo il Signore per tutto, abbiamo già fatto una preghiera, che Dio benedica a tutti. Oggi abbiamo fatto ora extra, ma non importa, è stato buono, importante, e Dio paga ogni ora che facciamo per Lui. Lui paga, ma ha bisogno di pagare? No, non ha bisogno, ma Lui ricompensa la nostra perseveranza, sì o no? Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e per sempre. Noi diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Vorrei chiedervi che martedì fate uno sforzo per venire alla preghiera, fratelli. Martedì alle 7, prendete un impegno e dite: Signore, io prenderò un impegno con te. Non è con il pastore, è con Dio. E siamo insieme pregando, studiando la parola, ci edifica tanto. Prendete questo impegno in più, vedrete che il Signore ci colmerà di benedizioni, perché Lui piace a Lui trattarci bene. Amen? Quindi venite martedì alle 7 partecipare della preghiera e dello studio biblico. Fino alle 8:30 siamo qui. Amen? Dio vi benedica.